Professor Massimo Costa, qui ad Agrigento a presentare la lista che concorrerà all'elezione del candidato presidente, oltre che eventuali rappresentanti parlamentari. Lei è l'ideologo del Movimento Siciliani Liberi. Ecco, siamo al rush finale. Quali sono gli obiettivi che Siciliani Liberi vorrà traguardare durante questo risultato elettorale? Gli obiettivi che ci poniamo non sono partitici, sono di programma. Certamente dal punto di vista politico siamo pronti per governare, puntiamo come tutti alla presidenza della Regione, comunque ad essere presenti in Parlamento. Però quello che ci interessa soprattutto è finalmente dare ai siciliani una rappresentanza indipendente da quella dei partiti nazionali che hanno fallito clamorosamente la loro missione in questi ultimi 71 anni e portare avanti un progetto che vada oltre lo Statuto, cioè che oltre lo Statuto costituisca la Sicilia in zona economica speciale, dando alla stessa uno shock economico che possa creare posti di lavoro, che è la cosa più importante che oggi serve alla Sicilia, e un progetto istituzionale che la conduca verso margini di sovranità sempre più ampi. Ecco, quale sarà in caso di elezione il vostro rapporto e la vostra presenza nel Parlamento siciliano anche nei confronti di altri partiti? Cioè vi alleerete o farete una politica autonoma? Se ci fossero altri partiti siciliani in assemblea non escluderemmo alleanze, anche se ci si presenta per andare da soli. Non lo prevediamo questo, prevediamo che oltre a noi ci saranno solo i soliti partiti italiani con i quali abbiamo il dovere nei confronti dei nostri elettori di fare opposizione netta, naturalmente costruttiva. Noi porteremo avanti i nostri progetti di legge per i quali si cercheranno delle maggioranze in Parlamento, ma non daremo mai l'appoggio a quei partiti che hanno rovinato la Sicilia o che non hanno fatto nulla per la Sicilia come in questi ultimi 5, 10, 20 anni. Perché un siciliano dovrebbe scegliervi? Dovrebbe sceglierci perché l'unica alternativa è l'astensione. Io dico sempre, se non ci fossero siciliani liberi io non andrei a votare, perché io potrei rigirare la domanda: perché un siciliano dovrebbe votare per i partiti italiani? Questi partiti italiani di volta in volta fanno talvolta gli interessi dei poteri forti internazionali, qualche volta gli interessi dello Stato italiano e qualche volta l'interesse di alcune consorterie siciliane minoritarie che si spartono le briciole che la dominazione coloniale italiana lascia. Quindi i partiti italiani rappresentano il colonialismo, Siciliani Liberi, come dice la stessa parola, rappresenta l'unica possibilità di libertà. C'è chi guarda l'autonomia siciliana come un calpio a collo, c'è qualche regione che addirittura come la Lombardia andrà a fare un referendum per ottenerla. La Lombardia vuole un'autonomia della quale ci potrebbe non interessare niente, se non per il fatto che, come la vogliono loro, vogliono introdurre anche imposte su redditi che sono maturati in Sicilia. Quindi l'autonomia della Lombardia ci interessa e come, perché sarebbe un altro cappio messo alla Sicilia. Quanto all'autonomia siciliana, è vero che è un cappio al collo, ma perché non è stata mai attuata. Non c'è stato mai nessun articolo, al di fuori di quello che dà ai consiglieri regionali il titolo di deputati, che sia stato applicato alla Sicilia. Lo statuto speciale era uno strumento per superare il colonialismo, i partiti italiani se lo sono messi sotto i piedi. Allora che facciamo? Togliamo lo statuto o togliamo i partiti italiani? Io sono per la seconda. La Sicilia come Malta? Perché no, quello è il traguardo finale. La zona economica speciale è solo una fase transitoria. Io penso che dopo 10 anni di zona economica speciale non sarà Siciliani Liberi, saranno i siciliani che reclameranno a gran voce il loro Stato. D'altronde la Sicilia è un paese come tutti gli altri e deve essere un paese libero. Il suo destino è quello di diventare uno Stato, lo Stato di Sicilia. Noi stiamo lavorando per questo.